Questa è una delle chiese più spettacolari di Napoli, ma in pochi la conoscono. Chi vorrebbe sapere? E tu? Sono a San Gregorio Armeno, nel cuore del centro storico di Napoli. Tutti osservano le botteghe dei presepi, ma in pochi notano questo ingresso. Qui sorge un gioiello del barocco napoletano, la chiesa di San Gregorio Armeno. Secondo la tradizione, questa chiesa è stata fondata nell'VIII secolo da monache arrivate dall'Oriente con le reliquie di San Gregorio Armeno, come mostrato in quel dipinto. E quelle reliquie sono ancora qui. Ma adesso alza lo sguardo verso l'alto. Un soffitto a cassettoni del Cinquecento, 52 tavole dipinte e oro zecchino ovunque. Dal vivo è un'esplosione di luce. E non è nemmeno la parte più sorprendente. Ci sono tantissimi affreschi di Luca Giordano. Guardate per esempio la cupola. Rappresenta la gloria di San Gregorio Armeno. Ha un effetto così dinamico che sembra sfondare l'architettura e aprire il cielo sopra di te. In questa cappella sono custodite le spoglie di Santa Patrizia, la santa che come San Gennaro scioglie il sangue. Ed ecco che sacro, arte e storia si mescolano tra di loro, rendendo questo luogo davvero unico. Quindi, la prossima volta che passi per San Gregorio Armeno, non limitarti solo ai presepi, ma guarda anche questo capolavoro di Napoli. E tu lo conoscevi?